Fermi, buoni tutti, buoni tutti. No, 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 non è successo veramente, non è successo veramente, no, no. Buoni, zitti, fermi. Buoni, non ci credo, non ci credo, abbiamo vinto al San Paolo. Abbiamo vinto al San Paolo, non ci credo. Mi sento male. Fanculo. Crollato tutto. Mi sento male. Fammi mettere sto coso così almeno non blocca. Mi sento male. Abbiamo vinto al San Paolo una partita immeritatissima. Immeritatissima, perché è immeritata. Ma l'abbiamo vinta. Madò, mi sento male. Madò. No, non ci credo. No, non è successo veramente, dai. No, non è successo veramente. No, mio Dio. Mi sento male. Dalla felicità ho preso a cazzotti il muro, non so se si vede, è tipo un taglio, non so che cazzo è. No. Non ci credo. Siamo riusciti a vincere 12 anni dopo contro il Napoli al San Paolo. È un qualcosa di... Non me l'aspettavo minimamente. Cioè, per me già lo 0-0 andava bene. Già lo 0-0 era oro. Oro. E invece siamo riusciti a vincere contro il Napoli al San Paolo. Oddio. No. Non può essere vero. Secondo me sto a sognare. Oddio, non mi svegliate, se è un sogno non mi svegliate. Se è un sogno non mi svegliate, tra l'altro là vedete pure il computer che mo mi devo mettere a fare la copertina, madonna mia. Dio. No, mi sto a sentire male, mi sto a sentire malissimo. Allora, penso che... Che cazzo penso? Cioè, abbiamo vinto contro il Napoli. Sinceramente, tutto quello che potevo dire sulla partita adesso va a farsi fottere. Perché abbiamo vinto contro il Napoli. Spettacolare. Primo tempo meglio noi, secondo me, eh. Primo tempo meglio noi. Noi abbiamo giocato meglio nel secondo tempo. Il secondo praticamente ha giocato solo il Napoli. E infatti, tecnicamente la vittoria se la sarebbe meritata al Napoli. Però ha sprecato un botto di occasioni, non è riuscito a insaccare la palla in porta e noi la cosa bella è che un tiro abbiamo fatto praticamente nel secondo tempo, un tiro, un gol, un Cagliari cinico, ma che cinico è dire poco. No, regà, dopo... No, sono felice come la Pasqua, mamma mia. Io ok che chiedevo continuità al Cagliari, ma io lo chiedevo a livello di prestazione, non mi sarei mai immaginato che saremmo andati al San Paolo a vincerla nella maniera più immeritata possibile poi, perché parliamoci chiaro, l'abbiamo vinta nella maniera più immeritata possibile, ma fotte sega perché l'abbiamo vinta, regà, abbiamo vinto. Stanno a far vedere adesso i dati, 63% possesso palla a Napoli, noi 5 tiri totali di cui uno in porta e quel tiro in porta è il gol. Mamma mia, 13 calci d'angolo ci hanno avuto. Madonna mia. Che spettacolo. Mi sarei immaginato che potesse finire in tutti i modi, in tutti, ma così no. E penso, mi dispiace per i tifosi napoletani, non ve voglio insultare, ma penso che perde e così brucia veramente molto di più. Mamma mia. Che bellezza. È bellissimo, mamma mia. Quante soddisfazioni che mi dà, quante soddisfazioni che mi sta a dà. Niente ragazzi, il video finisce qui, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate di questa partita. E niente, noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella.
Mamma mia, abbiamo vinto contro il Napoli.